C'era un zitello che era intelligente, si vedeva che era intelligente, e va pure la gliela mandò al seminario per farlo prete. Ora aveva un zio era prete di già, e un zio si voleva tenere come servo il zitello, non gli piace, mica che lo va al seminario. Ma va pure ma fa un sforzo, e le mi ha mandato. Mandano il zitello al seminario, il zitello capo di un mese ne aveva già fatto stravere. Il superiore, chiama va pure, sapete, questo è proprio un scolaro che fa i miracoli. E il papo viene come un pavone, ogni dice, oh fratello, sapete, il nostro zitello, oh, dice quello, sai, questi qui per pigliare i soldi. Lascia che li via passare l'esame a tuo figliolo, vedremo se è buono mica. Ah, il papo dice, e chiamano il zitello, per le vacanze. Dice, di già, come nipote, come si chiama in latino? Aiatta. Il zitello l'ha detto. Dicevo per te. Aiatta, in latino si chiama marava sgrinfia. Vedi, sgrinfia, marava sgrinfia. Dice, un fuoco. Come lo chiamate un fuoco in latino? Se te l'ha detto. Un fuoco in latino si chiama cocicarne, perché coce la carne e si capisce, è logica. Dice, l'acqua. Se te l'ha detto. L'acqua si chiama abbondanza, non vero che c'è abbondanza dell'acqua. E dice, a paglia, un veno come lo chiamate, se te l'ha detto. Un veno si chiama vita uina, perché è quello che dà la vita a voi. E a panchetta, vedi questa panchetta, come la chiamate la panchetta? Se l'ha detto. La panchetta si chiama scontragamba. Bene venendo, va pure, caccia a me figliolo a scuola e lo metto in de boy, che in de boy imparerà di più. O Zitello ha detto, vai così, questa mi avete da pagare. E una sera che fa giù Zitello, piglia, mette la panchetta da rete alla porta e poi lega un tizzone alla corda di aiatta e la lampa al venaggio. Il venaggio piglia fuoco, Zitello non c'è le brioni. Dice, oh zio, ma era una sgrinfia. Ha pigliato a coci carne e l'ha messo un bita uina. Se può un corrito abbondanza, siete perso. Il prete non capisce che è una cosa che a casa si brucia, povero un fumo, si pesa ambisciato, corre, apre la porta, me nella panchetta, che era un traverso, si tronca una gamba. Ah, dice, oh Zimina, scontra gamba, scontro la vostra gamba. E spegnano il fuoco e facciano come li pono. Ma il papo dice, un mio figliolo, hai restato anche tuo zio, che tuo zio non impara il latino. Oggi te l'ha detto, vai così, ma avete da pagare. E lì ne fece per altre, che non conteremo dopo.